Cari telespettatori, ben ritornati con noi, siamo in diretta anche quest'oggi, vi presento subito i nostri ospiti, quindi capirete anche l'interazione tra i due e la concomitanza delle due presenze. Da un lato abbiamo il piacere di avere con noi in studio il professor Mario Trivellato, cardiologo, già direttore del servizio di cardiologia presso l'IRA di Padova e professore a contratto presso l'Università di Padova. Grazie di essere qui con noi. Grazie a voi. E poi l'assessore Mauro Fecchio, assessore all'ambiente della provincia di Padova, che avete visto anche di recente in veste invece di presidente di Ungal, vero? Vicepresidente di Ungal, ma questa volta a titolo invece, gratuito. Esatto, precisiamo, tutto a titolo gratuito, però questa volta con in presenza dell'arduo compito di essere assessore all'ambiente. E quindi parliamo da un lato l'impatto che ha l'inquinamento atmosferico sul nostro territorio, non se ne parla mai a sufficienza, anzi a dire la verità adesso l'attenzione è soffermata su altri aspetti e in realtà l'inquinamento continua ad essere presente, quali sostanze sono particolarmente dannose e vediamo l'impatto sul nostro organismo, perché non è soltanto una sensibilità ambientale che noi vogliamo in qualche modo smuovere o cercare di acuire in voi, chi ce l'ha e chi non ce l'ha pazienza, ma i risvolti, parlavamo fuori onda poco fa con l'assessore, per esempio dal bruciare il legno se non con adeguate caldaie che sono di ultima generazione, verificate eccetera, quindi la legna bruciata nel caminetto fa sì che vengano emanate nell'atmosfera, anzi nell'aria che respiriamo delle sostanze estremamente pericolose, cancerogene. Non tutti lo sapevano, magari pochissimi lo sanno, che impatto hanno nel nostro organismo, anche nel cuore. Adesso certo. lo vedremo con il professore. Dedicheremo anche una nicchia di non poco conto a parlare dell'utilizzo anche saltuario da parte di giovani e non giovani della cocaina, sostanza di cui si fa un utilizzo frequentissimo che comunque inquina anche i nostri fiumi, perché ne trovate in abbondanza, e questa è una testimonianza della sua fruizione, e che danneggia irrimediabilmente il nostro cuore, quindi danni alla salute da una parte e dall'altra. Assessore, facciamo un po' una panoramica della situazione. Sappiamo che la pianura padana è soffocata praticamente, anche se c'è stata una diminuzione del traffico veicolare, tutto sommato la stagione dovrebbe essere delle più tranquille perché ancora non c'è riscaldamento acceso, non fa tanto freddo, così, però sì, i dati non è che sono entusiasmanti, che respiriamo una buona aria, no? Sì, in effetti nei giorni scorsi come provincia abbiamo convocato i cosiddetti tavoli tecnici zonali previsti dalla legislazione regionale in materia di qualità dell'aria. E appunto l'ARPAV ci ha portato una serie di dati che sono da un certo punto di vista impressionanti, perché non c'erano ancora state, diciamo così, gli sforamenti rispetto alle medie annuali e giornaliere delle concentrazioni di polveri sottili, le famose PM10 o addirittura le nuove PM2,5, ma c'è un dato che va evidenziato. Il dato è quello relativo al benzoepirene, che in una stazione, diciamo così, particolare della nostra provincia nell'Alta Padovana ha rivelato un aumento in maniera impressionante di questa sostanza, che è una sostanza inquinante molto pericolosa e che molto probabilmente deriva dalla combustione del legno, ovvero dal fatto che in questi ultimi anni anche la crisi, diciamo così, ha fatto sì che molta gente si riscalda col legno, però se non vi sono delle tecnologie adeguate per utilizzare questa sostanza e questo tipo di materiale, si rischia che dal punto di vista dell'inquinamento la faccenda si complichi in maniera estremamente grave. Ecco, per spiegare bene a chi ci ascolta, anche magari persone anziane, ma è sempre stato così, cioè il bruciare il legno ha sempre fatto sì che venissero fuori queste sostanze, o perché adesso c'è un legno trattato, un legno particolare, magari alcuni dicono io questo legno lo vado a prendere, che so io, dove in montagna, quindi... Ma io presumo che in effetti questa situazione ci sia comunque sempre stata, perché anche quando sembrerà paradossale, quando vengono emanate le linee guida e sono state emanate le linee guida per contenere l'inquinamento atmosferico, addirittura anche i cosiddetti fuochi, diciamo così, che venivano fatti nei campi per bruciare ramaglie e sterpaglie, piuttosto che altri legati, diciamo così, a riti particolari religiosi, vengono identificati come elemento inquinante. Per cui questa situazione probabilmente c'è sempre stata. Quello che è cambiato è la quantità, perché fintanto che magari anche nei secoli scorsi c'era un numero di persone
che diciamo così, insistevano nel bacino della Valle Padana, è evidente che la situazione era di un certo tipo, ma nel momento in cui abbiamo a che fare con milioni, con la nostra Valle Padana che è antropizzata in maniera, è una delle zone, diciamo così, più densamente abitate dell'Europa, è evidente che l'effetto moltiplicatore assume delle dimensioni molto grandi, per cui questa situazione del legno era, secondo me, stata un po' messa in secondo piano, perché tutti siamo concentrati, diciamo così, nella combustione degli idrocarburi, sia da riscaldamento e sia, diciamo così, da trasporto. Quando però anche le tecniche scientifiche, anche le stesse ARPA hanno cominciato a studiare in maniera più approfondita tutte le implicazioni, emerge, diciamo, anche questa situazione del benzoepirene, che oggettivamente potrebbe sembrare secondaria, potrebbe sembrare anche contraddittorio, perché se pensate che da un'altra prospettiva è la stessa Unione Europea che incentiva l'utilizzo delle sostanze, diciamo così, naturali per il concetto, in questo caso, della CO2, quindi se da un lato va bene per un determinato meccanismo, dall'altro lato però la combustione del legno, se non accompagnata con sistemi di tecnologie avanzate, fa sì che nella situazione specifica della Valle Padana, cioè la chiusura, tutti i discorsi che noi sappiamo, la mancanza di vento eccetera, fa sì che diventi un problema, questo non indifferente. Ripeto, i dati lo testimoniano, proprio in questi ultimi anni ci sono le centraline che vanno a rilevare questo aumento esponenziale di questa sostanza. Quindi un problema che sicuramente c'è stato, probabilmente non era, diciamo così, analizzato e focalizzato, ma adesso si è messo a fuoco che c'è, e in qualche maniera quello che è più difficile da comunicare è che sembra un messaggio contraddittorio, perché da un lato le energie rinnovabili, quindi tutto il sistema delle biomasse, sì, perché non c'è solo, diciamo così, il legno, ecco, che si brucia, ma c'è tutta la filiera delle biomasse, dal cippato al pellet, anche se il pellet dal punto di vista scientifico, essendo un prodotto finito, essendo un prodotto poi che viene bruciato con determinate stufe, è quello che da questo punto di vista, ecco, inquina meno. Però oggettivamente c'è questa problematica che deve essere affrontata. Quindi noi abbiamo dei dati quest'anno fino ad oggi, tra virgolette, positivi rispetto agli altri anni, perché l'intensità delle piogge quest'anno ha fatto sì che ecco, ci sia meno inquinamento, però dall'altro lato emergono queste criticità che fanno sì che non può essere abbassata la guardia, e poi bisogna fare una seria riflessione su quelle che sono le misure da adottare, perché adesso i comuni, soprattutto le città come Padova, sono orientate con il meccanismo appunto delle limitazioni del traffico, no, per determinati veicoli, però se poi analizziamo complessivamente la gravità di questa situazione ci rendiamo conto che queste iniziative hanno una valenza estremamente limitata poi dal punto di vista pratico, insomma, ecco. Quindi limitazioni del traffico non è che hanno questo grande effetto? Le limitazioni del traffico, soprattutto in periodi invernali, sono anche rese necessarie per quei veicoli, i vecchi Euro 0, Euro 1 e addirittura anche Euro 2 a gasolio, piuttosto che, diciamo, anche per quelli a benzina, però in periodo invernale, quando ci sono più concentrazioni, no, riscaldamento e tutto quanto, hanno una loro importanza, anche perché altrimenti non si riuscirebbe, ecco, a venirne a capo con un provvedimento pratico, però in realtà il problema è molto, ma molto più ampio purtroppo. Ecco, del traffico. Esatto, dopo andiamo ad analizzare ulteriormente questo aspetto. Danni alla salute, quindi emergono anche... È molto interessante sì, questo che è stato detto, questa analisi. Mi viene alla mente, non solo mia, ma penso di chiunque, quando uno arriva dall'estero, dall'America, dal nord Europa con l'aereo, si vedono le montagne, tutta la catena alpina innevata, ecco, e la Valle Padana spesso, soprattutto in inverno, si vede questa enorme chiazza, siamo coperti da questa enorme chiazza sicuramente non salutare. Poi la penetri con l'aereo e ti trovi con una visibilità maggiore, ma prima proprio vedi chiaramente che la Valle Padana è coperta da questa. Sicuramente noi siamo dal punto di vista della salute non solo quello che mangiamo e beviamo, ma anche quello che respiriamo. Quindi se c'è... No, perché sono sostanze cancerogene poi, sì, tra l'altro. E poi anche
cancerogeni. Quindi certo, bisognerà adottare, ma non sta a parte mia perché sento che è stato già ampiamente focalizzato il problema delle tecniche particolarmente aggiornate, per esempio chi usa i caminetti, quelli che si fanno il caminetto a casa, che siano caminetti con delle particolari può essere un appello tecnologie. Che fare, no? Forse un appello. I caminetti, anche la manutenzione stessa? Manutenzione, certo, quella del caldaie. Ma penso che pochi lo sappiano, perché effettivamente ci sono direttive europee, tutte quante noi sappiamo, utilizziamo materiali naturali, pensi di dire, beh, tutto sommato così non vado neanche ad inquinare, poi invece uno non va a pensare che bisogna anche adottare degli ulteriori sistemi. Quindi sicuramente forse ci vuole una pena, che di solito tutti noi, se c'è come la multa, no, nelle cose, se c'è messo 60 o 50 euro, 70 se ti va, passi e non vedi che non succede niente, tu continui. Se invece ti accorgi che ti danno una multa, le cose, uno ci pensa. Ma siamo circondati da pene, sanzioni, multe. Ci pensa due volte, no? Diciamo qualcosa di una sanzione che abbia, però di essere toccati minimamente, perché il fatto di dire di questa pericolosità è una cosa molto valida, estremamente valida. Per esempio io non sapevo questo del legno, perché se tutti noi si pensa che il legno... A casa c'è il caminetto, no, non ce l'ho nelle cose. Però quando mi capita di andare a casa di amici che vedo che li invidio un po' e dico guarda che bello, perché il fuoco che va ti dà sempre quel senso di calore anche interiore, di relax, di pace. Quindi benvengano. Si fa bene far notare questo, ma forse oltre a farlo notare bisognerebbe prendere qualche misura di deterrente fisiologico, non dico vediamo proprio se ci sono qualche misura da prendere. Deterrente concretamente il nostro cuore come ne può risentire di queste situazioni? Ne risente il nostro cuore perché, come ho detto, noi siamo quello che mangiamo, che beviamo, ma anche quello che respiriamo. Quindi se a livello polmonare invece di avere un tot quantità di ossigeno abbiamo un'ossigenazione minore del nostro sangue che passa tramite gli alveoli polmonari che riescono a catturare l'ossigeno, però ne catturano in quantità minore oppure inquinata, sicuramente quello che va nei nostri muscoli, prima di tutto il muscolo cardiaco che è alimentato dalle coronari, che sono le prime arterie a corona sul cuore che portano sangue alla pompa che ci mantiene in vita, sicuramente non è un dato positivo. Quindi dobbiamo stare attenti, assolutamente attenti a questo inquinamento, quindi ben vengono le piogge che abbiamo avuto in questo periodo qua, perché portano via. Allora adesso magari chiedo anche se può essere fatta una correzione nel monitor, perché abbiamo una nuova mail che è stata aperta da poco, che è tv7convoi@triveneta.tv, quindi il sito è sempre valido, c'è sempre quello, però voi potete scriverci e quindi vi invitiamo appunto a ricordarvi tv7convoi@triveneta.tv. E a fronte di questo, ancora venerdì che avevo pronunciato un po' il tema che saremmo andati ad affrontare, auspicavamo nella presenza qualificata, tutti quanti i medici dicono andate a correre, fa bene, camminare almeno un'ora al giorno, e giustamente una telespettatrice ha detto io ho 70 e passa anni, vado per le strade della città, che nella fattispecie è un comune in provincia di Padova, ha detto è inquinatissima, e cosa faccio? Cammino un'ora e respiro un'aria molto pesante e inquinata, allora cosa possiamo Bisogna dire? vedere lì, ecco, se io intanto che cammini molto, già questo in linea di principio è molto valido. Certo che se è una giornata con una cappa opprimente particolarmente, forse non quella camminata di mezz'ora che è auspicabile, mezz'ora veloce, è auspicabile per tutti noi per mantenerci in forma, non tanto, mezz'ora una camminata veloce. In quei casi lì di giornate particolari con la cappa, chiamiamolo, non ha il beneficio che potrebbe avere. Se invece alla notte c'è stata la gran buriana, come si dice, grande vento che ha portato via, ha spazzato certe giornate, noi vediamo splendide
mattina, insomma, tutto sommato. E grappa, noi lo vediamo, esatto. Certe giornate vediamo queste proprio cose, lì direi che può fare invece mezz'ora, faccia un'ora, così guadagna, quindi sta sempre nel buon senso delle persone che devono tenersi aggiornate con trasmissioni come queste, oppure leggendo. Al giorno d'oggi è imperdonabile, al giorno d'oggi io dico uno che dice ma io non lo sapevo, non ho visto, no, dico guardi. Bisogna leggersi i giornali, aggiornarsi. Giornali o televisione, uno non può, anche se non vuole spendere i soldi dei giornali, perché alla fine del mese sono una spesa i giornali, utilissimi, però se guardiamo, se uno ne prende più di uno, sono una spesa. Io ne prendo più di uno e vedo alla fine del mese, calcolando, quindi, ma senza arrivare a questo basta che guardi le varie televisioni, dobbiamo dire particolarmente... no, ma informandosi in giro si hanno molte informazioni. Al giorno d'oggi si hanno le concrete possibilità di prendere una trasmissione come questa o altre, quindi è impossibile, praticamente impossibile non essere informati al giorno d'oggi. Quindi il messaggio che mandiamo, informatevi, tenetevi aggiornati sulla situazione. A questo riguardo rivolgo anche a lei un'altra cosa che c'era stata sempre scritta, che potevamo parlarne appunto qualche giorno fa. Perché non vengono messe un po' ovunque nelle grandi arterie che ci sono adesso delle barriere fonoassorbenti, delle barriere che in qualche modo limitano anche, incanalano questo inquinamento? Perché molti lamentano un aumento proprio di un odore cattivo delle abitazioni in prossimità di questa viabilità veloce che circonda l'abitante. In realtà anche da questo punto di vista c'è da fare una precisazione, a parte che le barriere, da quello che ne so io, hanno più un impatto sull'inquinamento acustico che non, diciamo così, sull'inquinamento generale, però c'è da dire una cosa. Allora, le fonti di emissioni possono essere diverse, cioè difatti lo stesso piano regionale che è stato approvato ultimo per quanto riguarda la zonizzazione relativa alla qualità dell'aria, individua aree diverse, perché è evidente che in realtà metropolitane, Padova, Mestre, Treviso, le fonti di emissioni sono soprattutto il traffico veicolare, le grosse arterie, le grosse tangenziali con il traffico pesante e via dicendo. In area agricola, voglio dire, le fonti di emissioni sono diverse, per esempio le macchine agricole, per esempio lo stesso appunto utilizzo maggiore di legname, eccetera. Quindi le fonti di emissioni possono essere diverse. Però poi c'è una linearità e una uniformità nella diffusione delle polveri, questo è il dramma. Quindi poi sostanzialmente non c'è molta differenza tra l'aria che si respira in centro a Padova, in centro a Mestre, in centro a Treviso, rispetto all'aria che si può respirare in un paese della bassa o dell'alta. E questo è questo il dramma. Ci possono essere anche fuori, perché? Perché poi, diciamo così, la uniformità di distribuzione di queste sostanze inquinanti, di queste polveri che adesso addirittura sono ancora più piccole, le PM2,5 sono ancora più piccole e quindi ancora più pericolose, perché di fatto queste polveri sono come delle calamite che attraggono tutti gli altri inquinanti e noi le respiriamo e ce le portiamo dentro nel sangue, questo è il dramma. Ecco, ma dal punto di vista poi generale è l'uniformità dell'inquinamento distribuita dappertutto. Quindi lei dice che quindi ogni diciamo così, realtà può fare politiche diverse, quindi ha senso che le grosse realtà metropolitane si concentrino, che ne so, sul traffico, però altre realtà, quelle più agricole, si devono concentrare su altri fattori di inquinamento. Però poi la sostanza non cambia, nel senso che l'inquinamento è uniforme in tutta la Valle Padana. Allora, e qui l'esempio che faceva la signora, io corro, quindi ho il beneficio per il cuore, per il sangue, eccetera, però magari corro in una giornata particolarmente inquinata, per cui rischio di essere come in una camera a gas. Purtroppo è la realtà. Purtroppo questa è la realtà della nostra terra, anche se va fatta una considerazione. Allora, noi rispetto ai limiti europei, e questo è un mio pensiero personale, penso che o siamo in grado di cambiare tutto il sistema produttivo, perché pensate ecco, al traffico veicolare o alle macchine agricole, no? Pensate quando vedete in giro, anche per la città o per i paesi, degli autocarri
che buttano fuori fumo nero. Pensate, quindi bisognerebbe intervenire su tutto il sistema produttivo. Pensate alle grosse aziende, pensate adesso c'è la crisi e ci sono tutta una serie di altri problemi, pensate alla zona dei cementifici. Quindi voglio dire, è tutto un sistema produttivo che organizzato così, pur magari applicando anche le cosiddette migliori tecnologie possibili, in questo contesto nostro chiuso, voglio dire, diventa difficile da gestire. Quindi da un lato abbiamo dei limiti europei che secondo me noi, anche se cambiassimo tutto il sistema produttivo, difficilmente riusciremo a rispettarli. Certo. E la dimostrazione ce l'abbiamo che quando piove, magari abbiamo problemi idraulici, ma l'inquinamento è leggermente inferiore rispetto a quando non piove. E quindi c'è un problema, ecco, lo definiscono gli scienziati orografico, nel senso... Sì. E però dall'altro lato dovremmo riuscire almeno ad attenuare questo con tutta una serie di comportamenti che pensate, facevano delle analisi, anche l'utilizzo dell'autovettura. Magari ci sono le autovetture quelle di ultima generazione, sì. Gli Euro 5 diesel, gli Euro 6 diesel pensavano che fossero meno inquinanti in realtà, ma voglio dire anche le autovetture di ultima generazione, però si dimostra che utilizzandole magari spesso con i freni, quando tu utilizzi i freni vengono rilasciate determinate sostanze che sono micidiali e che vanno a contribuire. Quindi voglio dire, se dovessimo partire dal sistema produttivo, cioè da come sono organizzate le nostre fabbriche, a come ci riscaldiamo, a come ci muoviamo, a come, diciamo così, ci organizziamo la vita, pensate che impatto ha questa problematica delle polveri sulla nostra vita, insomma. E quindi sulla nostra salute. Torniamo sul discorso di una scappatoia può essere quello, perché nelle giornate di nebbia, io dico sempre, abbiate sempre speranza. Io ho scoperto che se uno va nei Colli Ugani, si fora la nebbia, ci sono, vedete, un sole splendido nelle cose. C'è la speranza andando su, perché proprio vede una cappa, proprio ecco, vede per esempio, mare, adesso ripeto, io non ho competenze di tipo scientifico, faccio politica e quindi assumo informazioni da vari enti ed organi e poi cerco di tradurre in termini pratici in qualche azione amministrativa. Però penso che la dimensione, ecco, di questo tipo di inquinamento sia voglio dire, abbastanza alta, ecco, rispetto alle altitudini nostre. Però, per esempio, mi vengono in mente i Colli Ugani, che magari in determinate altitudini, come nelle realtà di montagna, probabilmente, se vediamo i dati ARPAV della pedemontana nostra, del Feltrino, di tutta quella zona lì, dal punto di vista dell'EPM stanno meglio. Quindi non c'è... Messaggio, al fine settimana andare sui colli. Attenzione, che però scatta poi l'altra patata, scusate su questo termine, l'altra faccenda complicata, che è quello del benzopirene, perché proprio nelle zone pedemontane poi l'utilizzo del legno è maggiormente allora, diciamo andare così, sui colli con una giornata un po' ventosa. Ecco. Oppure insomma può essere, dalle informazioni che ho poi sicuramente le autorità sanitarie e quelle ambientali ne sapranno più di me, però sicuramente potrebbe essere questa un'alternativa. Cerchiamo di salvarci in qualche maniera. Anche se poi, ripeto, c'è il problema della combustione ma siccome del ci legno. seguono anche dalle zone dell'altopiano, da Belluno, eccetera, quindi ci sono molto attenti, anzi i telespettatori da quel punto di vista. Questo messaggio che lei ha dato è molto importante, senza dubbio sortirà qualche effetto in chi può farlo, chi può fare una verifica se ha una caldaia proprio per bruciare la legna del caminetto, se non altro prendere gli accorgimenti dovuti, perché altrimenti fa male anche se la propria salute della propria persona, quella della propria famiglia o degli abitanti del circondario. Pubblicità velocissimi, poi torniamo insieme. Parliamo di